Eccoci qua, nel frattempo stavamo parlando un po' fuori onda delle immondizie, che è una cosa vergognosa, che finiscano nei corsi d'acqua, poi vanno a finire nel mare, succede quel che succede e poi ci lamentiamo, perché al di là di tutto la plastica, se viene differenziata, cioè se viene raccolta, può essere anche riutilizzata, però lei giustamente dice, io da poco ho anche un incarico in più, oltre al Presidente del Consorzio Piave, come Presidente anche del Parco del Sile, se non erro, Sì. e anche lì, quanto a rifiuti, non si scherza. Ma il dato lo do da Presidente del Consorzio comunque. Il Consorzio, il Consorzio Piave in questi ultimi 2 anni ha attivato, c'era anche da prima, ma l'abbiamo proprio incrementato il modo massimo e vorremmo implementarlo ancora assieme a Contarina, per essere molto chiari, e abbiamo raccolto nel 2018, quindi l'anno scorso, 800 tonnellate di rifiuti. Raccolto 800 tonnellate. Poi, in che tratto, quindi in che ambito? Nell'ambito che va da Castelfranco a Treviso, in quell'asta lì. Bravissimo. Un brevissimo tratto, in cui tutta quell'area lì, 800 tonnellate. Che tipo di rifiuti sono? Perché 800 tonnellate sono pesanti, cioè impossibile sia plastica, perché se... No, evidentemente c'è non solo plastica, c'è il sacchetto, c'è il ramo, ma tutto questo si mette assieme e diventa difficile da gestire, perché poi un po' riusciamo anche a dividere, fino a un certo punto ad essiccare, però, ripeto, queste griglie hanno raccolto 800 tonnellate. È tantissimo. Sono tantissime. E quindi questi sono anche costi. Sono costi che poi vanno evidentemente sulle bollette, ma è un costo ambientale che dobbiamo avere il coraggio di affrontarlo. Perché se non vengono tolti questi rifiuti, se non vengono liberati questi canali o questi alvei di fiumi, poi quando c'è acqua che viene giù si blocca e ai noi, quindi il problema è questo? No, altrimenti vanno nel fiume, vanno nei mari, quindi o iniziamo un percorso di grande sensibilizzazione da parte di un sistema, di un territorio, per far sì che si preveda prima che diventi rifiuto, quindi prima che venga lasciato nei fiumi o nei canali, per cui si raccolga prima, perché è importante che si raccolga prima, perché se noi facciamo come, non so, Ponzio Pilato che se ne lava le mani, alziamo le griglie e vanno oltre, ma poi vanno dove? Sì, quindi nei fiumi, nel nostro ambiente, nel mare, dove noi viviamo, quindi dobbiamo fare questa azione. Ecco perché quindi è importantissima l'attività che svolgono i consorzi, perché sono quelli drenano tutto quello che dopo va giù al mare. Sì, ripeto, a volte è oscuro questo tipo di percorso e di questo devo ringraziare legittimamente le società, per quello prima non a caso dicevo che la collaborazione con gli enti, Regione, Contarina, in questo caso gli enti gestori, i comuni è importantissimo, perché tutti assieme dobbiamo fare un percorso virtuoso rispetto percorso reale, molto non virtuale, molto reale rispetto a questo tipo di approccio, perché è l'unico approccio che abbiamo, dobbiamo implementarlo ancora, abbiamo richieste per aumentare ancora questo tipo di situazione, però ha dei costi importanti e ripeto, torno a dirlo perché poi purtroppo facciamo tutti quanti i conti con la parte economica e la parte economica dice che questi quintali e tutto quel lavoro che c'è per lo smaltimento e la raccolta deve essere pagato. Assolutamente. Un'ultima questione, difesa idraulica, proprio rapidissimo che siamo in chiusura, cosa è stato fatto, qualche opera recente molto importante? Ma guardi, puntualmente nei vari consorzi del Veneto basta guardare le pagine dei giornali. Facciamo inaugurazioni, apriamo nuove idrovore, tra parentesi il Veneto, sulle 800 idrovore che ci sono in Italia, 400 sono in Veneto, per capire anche l'importanza delle idrovore, di un sistema delicato qual è il Veneto. Il Veneto è per 1/3 sotto il livello del mare, quindi ha necessità di idrovore che sono gestite dai consorzi di bonifica. Ma questa è l'altra cosa, l'altro ruolo importante, importantissimo. Se no finiamo sott'acqua. No, finiamo sott'acqua anche quando piove poco, non quando piove tantissimo. Sì. Però, ripeto, il grande lavoro che dobbiamo fare è sicuramente i bacini di laminazione. Su questo si sta facendo molto, dobbiamo fare ancora molto di più perché il cambiamento climatico è lì, dietro l'angolo. Quindi i bacini di laminazione sono il nuovo progetto, in progettazione? Sono in progettazione da sempre, noi i piccoli li facciamo noi, i grandi evidentemente sono sui grandi fiumi, li fa la Regione, ma questo è un percorso che non ci può... È stato fatto molto, attenzione, ripeto, è stato fatto molto, ma molto si deve fare perché il cambiamento climatico è dietro l'angolo e non possiamo non trovarci pronti agli eventi che succedono.
Presidente, buon lavoro a questo punto, io la ringrazio. Grazie. È arrivato ancora un altro messaggio: cambiare la testa agli italiani è un'impresa ardua, siamo i primi a lamentarci ma gli ultimi ad educazione, ed è anche un fattore culturale di educazione, indubbiamente, certamente purtroppo. sì. Grazie ancora a lei, grazie ai nostri a lei. telespettatori per aver partecipato, scrivendoci, anche che telefonando, e naturalmente noi ci rivediamo domani. Grazie. Arrivederci.